Biljana Pavlović era nata il 29 settembre 1969 a Smederevo, ex Jugoslavia, oggi Serbia. Era venuta in Italia per trovare lavoro. Quando scomparve alla fine di settembre del 1994 faceva la barista nella birreria Le Nozze di Figaro, a Rosolina Mare. Divideva il compenso con altre 3 cameriere, venivano pagate a percentuale in base alle entrate della serata. Era stata in Jugoslavia dalla sua famiglia alla fine di agosto di quell'anno. Dopo pochi giorni era rientrata in Italia. Poi più niente, nessun contatto. All'inizio di febbraio del 1995 la madre era andata all'ambasciata italiana di Belgrado. Aveva chiesto che la aiutassero a trovare notizie di sua figlia. Aveva portato con sé il trafiletto ritagliato da un giornale italiano in cui si parlava del sequestro e della violenza a Gabriele Musger. Nell'ottobre del 1995, quando non ci sono più notizie di Biljana da ormai un anno, la madre arriva in Italia e sporge denuncia di scomparsa ai carabinieri di Rovigo. Il giorno dopo viene chiamata dai militari di Verona. Le mostrano il passaporto della figlia, trovato nell'abitazione di Stevanin. Sarà ricostruito mesi più tardi che Biljana Pavlović e Gianfranco Stevanin si erano conosciuti verso la metà di settembre del 1994. Lei stava facendo l'autostop poco fuori Adria, in provincia di Rovigo. Si erano frequentati per qualche giorno, poi la ragazza era scomparsa. Dirà Stevanin al processo: non era una ragazza qualunque, era nato un sentimento tra di noi. Quando il corpo di Biljana Pavlović viene trovato il 12 novembre 1995, ha le mani e i piedi legati da una corda lunga 3 metri. Ha la testa infilata in un sacchetto e una cordicella stretta al collo. Stevanin ancora una volta nega di avere a che fare con la morte della ragazza. Dice che l'ha vista l'ultima volta una domenica di settembre. L'aveva accompagnata alla stazione di Rovigo. Lei gli aveva detto che voleva tornare a casa in Jugoslavia, visto che la stagione turistica in Veneto era finita. Nei terreni della famiglia Stevanin continuano gli scavi. Sono lenti e difficili. I carabinieri che conducono le indagini chiedono aiuto alla polizia inglese, che nel febbraio del 1994, grazie all'utilizzo di una sonda estremamente sofisticata, era riuscita a individuare 12 corpi sepolti e murati da un uomo passato alle cronache come il mostro di Gloucester. Si chiamava Frederick West. Tra il 1967 e il 1987 aveva ucciso, con la complicità della moglie Rosemary Letts, almeno 12 ragazze. È il numero delle vittime accertate, si sospetta che ce ne fossero molte di più. Quando apprende la notizia dell'arrivo dei tecnici inglesi, Gianfranco Stevanin chiede di parlare con la sostituta procuratrice Maria Grazia Omboni. Dirà lei tempo dopo: l'intelligenza, la meticolosità, la lucidità che lo contraddistinguono hanno guidato le sue dichiarazioni, adattandole ai risultati noti agli inquirenti a quelli che presumibilmente sarebbero emersi. Stevanin ha concesso via via pezzi di verità su circostanze che invece risultarono inventate. Davanti alla magistrata, Stevanin dice di essersi ricordato che in effetti anche lui in quei campi un giorno aveva notato qualcosa di strano. Una macchia di terreno in cui il mais non era cresciuto. Forse lì sotto c'è qualcosa, dice. È probabile che sia una mucca che mio padre ha sgozzato qualche tempo fa. Disegna anche una mappa approssimativa del punto in cui ci sarebbe quella macchia nel terreno. Ricordò nel documentario di Discovery Channel il luogotenente dei carabinieri Bruno Fera. Si dice che aveva notato una vistosa macchia dietro il capannone del ricovero attrezzi dove non era cresciuto il mais, ed era una macchia ovoidale, e subito distinto abbiamo detto probabilmente ci vuol dire che lì dobbiamo cercare lì. A una profondità di 1,5 metri troviamo un cadavere, era nudo ed era stato avvolto da fogli di giornale, stesso giornale sequestrato
all'interno della macchina di Gianfranco Stevanini. Poi era stato ancora completato con i fogli di Domo Pac. Era in buono stato di conservazione, ad eccezione del viso, che era completamente distrutto. Viene quindi trovato il corpo di una ragazza. Sull'avambraccio è il tatuaggio di un cuore con le iniziali CP. La foto del tatuaggio viene mostrata alla madre di Claudia Pulegio, lei lo riconosce. L'esame del DNA conferma. Il corpo ritrovato è della ragazza scomparsa a Legnago il 15 gennaio 1994. Il medico legale rileva dei segni netti all'altezza del collo. Claudia Pulegio è probabilmente morta per asfissia. Gianfranco Stevanin continua a negare qualsiasi responsabilità. Si chiede davanti alla magistrata e ai carabinieri chi possa aver avuto l'interesse a seppellire il corpo di Claudia nel suo campo. Siamo arrivati alla fine del 1995. Ci sono 3 corpi ritrovati che erano stati sepolti nei campi, appartengono a 3 ragazze. Stevanin ha ammesso di conoscere 2 di loro. Non avrebbe potuto negarlo, visto che era in possesso dei loro documenti. 2 delle 3 ragazze sono state certamente assassinate. Hanno stabilito le autopsie. Sono state sepolte dopo essere state avvolte con materiali nella disponibilità dello stesso Stevanin. Della terza ragazza, in realtà la prima rinvenuta, non è stato possibile accertare la causa della morte. Anche l'identità resta sconosciuta. E poi ci sono le fotografie e le schede, i feticci. Nonostante questo, per mesi Stevanin va avanti con la sua versione dei fatti. Non sono stato io, dice. Poi nel giugno del 1996 inizia a dire qualcosa, ma lo fa in maniera vaga, strampalata, mischiando cose vere ad altre palesemente inventate. Parla di sogni. Ecco un estratto originale di un suo interrogatorio dell'estate del 1996. Ma come mai in certi momenti dei ricordi così precisi e così... No, perché alcuni, ci sono alcune cose abbastanza chiare, altre cose che sono chiare fino a un certo punto, un po' nebulose, e altre cose che proprio alle quali non conosco la risposta. All'inizio dice di ricordare qualcosa, ma di rivedersi come in un sogno o in un film. Si rivede, dice, mentre fa l'amore su un prato di casa sua con una studentessa di 22-23 anni. Dice testualmente, da verbale: abbiamo avuto un rapporto molto vivace. Poi siamo entrati in casa e abbiamo avuto un altro rapporto. Ricordo qualcosa di duro sotto di me e questo mi fa pensare che fossimo coricati su un tavolo, quello della cucina. C'è ancora più emozione, sia dentro che fuori. È stata una cosa molto lunga, seguita da un orgasmo devastante. A un certo punto ricordo che mi alzo, la chiamo e lei non risponde. Scuoto la ragazza e me la sono trovata morta. Le ho ascoltato il cuore con uno stetoscopio di mia madre che era in casa. L'ipotesi più semplice è che la ragazza fosse morta per infarto. E siccome avevo già avuto problemi con la legge, preso dal panico l'ho presa in braccio e portata dietro al magazzino. Nuda così com'era e l'ho tagliata in 10 pezzi. Sono di quella ragazza, i resti trovati nel campo quando Stevanin stava per essere posto agli arresti domiciliari. È il primo corpo trovato, quello rimasto per sempre senza nome. Da lì in poi è un crescendo, sempre confuso, forse realmente confuso, forse confuso in maniera studiata. E questo sarà fondamentalmente il tema del processo. Dopo qualche giorno Stevanin parla della morte di Claudia Pulegio. Racconta che si erano visti la sera del 13 o 14 gennaio 1994 a Legnago davanti a un bar. Erano d'accordo di andare a fare delle foto. Stevanin aveva portato con sé della biancheria intima femminile perché lei la indossasse. Le prime foto le fecero sull'argine dell'Adige. Poi andarono alla cascina. A quel punto, sempre secondo Stevanin, lei gli avrebbe detto che doveva tornare urgentemente a Legnago. La portai ai giardini, stette via un bel po', poi tornammo a casa, raccontò Stevanin.
Quando rientrammo nella cascina, lei si spogliò e facemmo le foto. Sembrava che il freddo proprio non lo sentisse, si gelava lì dentro. Poi lei mi disse che doveva bucarsi. Si è sdraiata su una brandina. Io ero seduto e mi sono appisolato, non so per quanto tempo. Quando mi sono svegliato, volevo riprendere con le foto, l'ho scossa, ma lei non si muoveva, aveva gli occhi aperti, ma era immobile. Non sentivo il soffio del respiro, le ho dato qualche schiaffetto così per vedere. Ho preso la torcia per vederla meglio in faccia e mi sono reso conto che era morta. Aveva la siringa infilata nel braccio. Ecco un altro estratto da un suo interrogatorio. Con il braccio era una siringa attaccata. Ho fatto un apparato che cercava di rianimarla, ma senza nessun risultato. Non vuole fare, l'ansia così. È rimasto così. Poi il giorno successivo sono tornato a Perugia. E però per comodità di trasporto, visto che lì avevo notato mi ha avuto gli occhi su un uovo di cellophane, do a volte il cellophane, così in modo tale che gli altri rimanessero aderenti. Praticamente fosse un pezzo di lì facile da trasportare. Quindi Stevanin dice di aver lasciato il corpo di Claudia Pulejo per un giorno nella cascina e di averlo poi sepolto. Gli chiedono perché non si è rivolto ai carabinieri. Quella sarebbe stata la cosa più sconsigliata, dice lui. Potevo essere accusato o comunque sospettato di qualcosa in relazione alla sua morte. L'alternativa era quella di rivestirla con i suoi abiti e portarla davanti al pronto soccorso, una soluzione però altrettanto difficile e rischiosa. Prima di seppellire Claudia Pulejo, Gianfranco Stevanin le toglie la biancheria che le aveva dato e la riveste con i suoi abiti. Secondo gli inquirenti, Claudia Pulejo non ne ha fatto morta per overdose, ma è stata uccisa e lo proverebbero i segni sul collo. Dopo qualche settimana Stevanin parla anche di Biljana Pavlović. Parla di un rapporto che definisce molto bello. Racconta che andavano insieme sui colli Euganei, ma il suo racconto è pieno di deduco, di ma, questo non me lo ricordo, intuisco. Dice che ricorda di essere arrivato con Biljana alla cascina. Avevamo una certa libertà di movimenti e dando per valide queste sensazioni deduco che non eravamo in macchina. Il ricordo però si fa molto vago, nel senso che più che ricordi precisi rivivo alcune sensazioni che provavo. Stevanin dice di rivedersi come in un sogno mentre fa qualche pratica erotica che ha letto su una rivista. Dice, e lo ripete più volte, che la ragazza era d'accordo. Poi continua, mi sono accorto che la ragazza era morta. Ma lo racconta così. I ricordi sono solo sulle sensazioni provate, il resto sono ragionamenti e deduzioni. Per ciò che riguarda il dove e come avrei dato sepoltura a Biljana, per dire come sono andati i fatti potrei affidarmi solo alla deduzione. Quindi, nell'estate del 1996 Gianfranco Stevanin ha parlato dei 3 corpi ritrovati nei campi della sua famiglia, ma si assume di fatto solo la responsabilità di aver sepolto i cadaveri. Parla di una morte per overdose, una per infarto e una per un rapporto estremo consenziente finito male. Ma c'è molto altro, perché i carabinieri stanno studiando una a una le migliaia di foto trovate nella cascina e le schede in cui Stevanin descriveva le ragazze. E allo stesso tempo vagliano le denunce di decine di ragazze scomparse sia in Veneto che in altre parti d'Italia in quegli anni. È un lavoro lungo e complicato. Tante ragazze in quegli anni arrivavano in Italia dall'est Europa, soprattutto dalla Jugoslavia dove erano in corso le guerre che coinvolgevano Serbia, Croazia, Bosnia. Molte di quelle ragazze finivano vittime della criminalità, obbligate per sopravvivere a prostituirsi. Ecco cosa disse la sostituta procuratrice Omboni dei racconti di Stevanin. Ci teneva a sottolineare sempre come lui non abbia mai usato violenza, che le morti sono avvenute a seguito di rapporti che erano assolutamente consenzienti. Sembra di leggere un romanzo rosa, tanto descrive con toni idilliaci i rapporti con queste donne. Questo è ciò che disse il luogotenente Fera.
cerca di imputare la causa non alla sua azione, ma a un qualcosa che viene dall'esterno. Quindi il cappio fatto leggermente male, la donna che si muove troppo, mai la sua azione violenta diretta sulla vittima. Ed ecco un altro breve passaggio dell'interrogatorio di Stefanin. Mi ha guardato, mi sono reso conto che praticamente era, insomma, diciamoci chiaro, scherzare. Quindi Gianfranco Stevanin ha detto che le 3 ragazze sono morte accidentalmente e che lui ha nascosto i corpi per paura di essere accusato di omicidio. Secondo la procura mente. Non è vero che ha ricordi confusi. Stevanin è lucido e ha ucciso quelle 3 donne. Sono stati 3 femminicidi, anche se allora questo termine ancora non si usava. E soprattutto, secondo chi indaga, ci sono altre vittime. È una convinzione che nasce dalle tante fotografie di ragazze che Stevanin conservava e dalle schede che compilava. In sostanza, per chi indaga, Gianfranco Stevanin è un assassino seriale. Ecco cosa dice a proposito Ruben De Luca, psicologo e criminologo. Tra quelli italiani degli ultimi anni, cioè della seconda metà del XX secolo, è uno dei più classici di serial killer, nel senso che è il serial killer come lo intende il pubblico anche che vede i film, che vede le serie TV, cioè il serial killer che uccide un movente sessuale, vittime soprattutto prostitute, cioè per intenderci, mentre un Donato Bilancia, pur essendo stato più prolifico, è comunque un soggetto atipico, cioè gli omicidi di Bilancia sono molto atipici. Gianfranco Stevanin era proprio un serial killer classico, c'è il feticismo, la collezione di trofei, per cui ci sono proprio tutte le caratteristiche distintive del serial killer. Chiaramente anche lì c'è il discorso del potere e del controllo che, come dai miei studi, insomma, che durano da più di 30 anni, è la motivazione di tutti i serial killer. Il sesso, diciamo che molte volte è un mezzo, è uno strumento che viene utilizzato proprio per ottenere il controllo. Quindi nel caso di Stevanin chiaramente la matrice sessuale è molto importante, tant'è vero che gli omicidi avvenivano al culmine di giochi erotici, giochi di bondage, giochi che includevano pratiche sadomasochiste, per cui assolutamente sì, anche se la classificazione più recente dell'omicidio seriale esula dal movente, nel senso che nel 2005 venne fatto questo simposio internazionale dove parteciparono i migliori esperti di tutto il mondo, e la definizione, diciamo, più moderna di serial killer intanto è un soggetto che commette 2 o più omicidi, quindi non più 3 come nella maggior parte dei film, delle serie, anche di pseudo esperti continuano a ripetere. Quella era la definizione principale dell'FBI, ma poi è stata, diciamo, aggiornata. E comunque la definizione non comprende il movente, per cui la definizione del 2005 dice serial killer chiunque uccide 2 o più vittime con un intervallo di tempo. Va da sé che il movente sessuale, ce lo dicono anche i film, ce lo dicono i libri e le rappresentazioni, è il movente principale, cioè diciamo che la gente comune classifica serial killer chi uccide per motivi sessuali. Stevanin rientra a pieno. Ma perché la definizione di serial killer è cambiata e identifica adesso in assassini seriali coloro che uccidono 2 o più persone? Dice ancora De Luca. In realtà nello studio dell'omicidio seriale c'è stato un macello nelle definizioni. Io poi per il libro del 2021 che ho scritto Omicidio seriale in Europa ho, diciamo, fatto delle call, ho collaborato con Stefan Arbort, che è il massimo esperto tedesco, e lui mi ha detto che c'erano addirittura delle definizioni che partivano da 10 omicidi, da 5, cioè in realtà lo studio dell'omicidio seriale è molto giovane, cioè dagli anni 80 soltanto, quindi è un tipo di reato che si studia da una cinquantina d'anni. Da 3 a 2 per un motivo molto semplice, perché con la definizione a 3 omicidi rimanevano fuori tantissimi casi
che hanno tutte le stigmate psicologiche del serial killer. Ne cito due su tutti, uno italiano, Luigi Chiatti, il mostro di Foligno, che ha ucciso 2 bambini e poi è stato catturato, e uno internazionale storico, Ed Gein, il famoso necrofilo di Plainfield, che ha ispirato Alfred Hitchcock, ha ispirato Il silenzio degli innocenti, Psycho, quindi tutta una serie di film, e anche lui aveva ucciso 2 vittime. Il concetto discriminante non è il numero di vittime, ma è l'intenzione di uccidere. Addirittura le dico che io nei miei studi ho visto che possono essere definiti serial killer anche soggetti che hanno commesso un solo omicidio e un tentato omicidio. C'è un caso emblematico di quello che sto dicendo, John Ausonius, un serial killer svedese che era ribattezzato l'uomo laser, che commise un omicidio e 10 tentati omicidi. Lui sparava alla testa, sparava alla schiena, sparava per uccidere, per cui le vittime sono sopravvissute per dei casi puramente fortuiti o per miracolo. C'è stato il caso adesso di questo Emanuele Di Maria, e questo anche è un serial killer, perché era in carcere per un omicidio, un femminicidio compiuto nel 2016. Poi aveva accoltellato quest'uomo, questo collega, nell'hotel in cui lavorava, e che è stato sottoposto a un intervento durato 7 ore ed era in condizioni gravissime, e solo oggi si è appreso che è fuori pericolo. E poi al 99% ha ucciso anche un'altra donna di cui è stato trovato il cadavere, che era appunto sparito da venerdì. Quindi in questo caso abbiamo un femminicida seriale, e comunque il quadro psicologico è assolutamente lo stesso, sia che gli omicidi siano 2, sia che gli omicidi siano 3, sia che gli omicidi siano 20, e che alcuni sono più organizzati, cioè non esistono più i serial killer, quelli famosi tipo Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, eccetera, che andavano in doppia cifra. Adesso molti serial killer vengono arrestati quasi subito, perché sono migliorate le tecniche di indagine, perché c'è l'analisi del DNA, perché comunque ci sono vari miglioramenti anche a livello investigativo, però le dinamiche psicologiche alla base sono le stesse. Torniamo alle indagini su Gianfranco Stevanin. Il 13 aprile 1996 viene sottoposto alla prima perizia psichiatrica. Ce ne saranno altre. La pubblico ministero Maria Grazia Omboni ha infatti chiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio e l'occultamento di cadavere della ragazza mai identificata, di Claudia Puleio e di Biljana Pavlovic. Il giudice per le indagini preliminari di Verona vuole appurare se Stevanin possa essere processabile, se sia capace di intendere e di volere. L'esame è affidato a Ugo Fornari, professore di psicopatologia forense all'Università di Torino, e a Ivan Galliani, docente di criminologia all'Università di Modena. Incaricati dalla difesa sono Mario Marigo e Giovanni Battista Traverso. La pubblico ministero ha nominato Marco Lagazzi dell'Università di Modena. Dice la criminologa Matilde Perego, a proposito delle perizie psichiatriche a persone di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio o che stanno per essere processate. Quando si parla di una perizia psichiatrica, come ad esempio nel caso di Stevanin, il giudice nomina un perito nel caso in cui sussiste il sospetto che l'imputato possa aver commesso il reato in uno stato in cui è incapace di intendere e di volere. Ed è tenuto a rispondere a 3 quesiti. Il primo è se l'imputato fosse in grado di intendere e di volere nel momento della commissione del reato. Questo che cosa vuol dire? La capacità di intendere è la capacità del reo di capire il disvalore delle sue azioni nel momento in cui commette il reato, quindi capire che le sue azioni avranno una conseguenza. La seconda è la capacità di fermare degli impulsi che poi lo portano ad un determinato agito, e l'imputabilità comprende entrambe le attitudini, quindi sia la capacità di intendere che quella di volere. Però è anche importante sottolineare che non sempre quando vi è un vizio di mente o un disturbo psicologico, questo vuol dire che il soggetto non sia imputabile, come infatti fu nel caso di Stevanin. Perché? Perché ci deve essere un rapporto causale tra le due, cioè il disturbo deve direttamente causare la non imputabilità del soggetto nel momento in cui stava andando a commettere il reato. Il secondo quesito al quale il perito è tenuto a rispondere è la pericolosità sociale, quindi se il soggetto sia socialmente pericoloso per gli altri.
E il terzo è le condizioni attuali dell'imputato, quindi mentre si svolge il processo, per valutare se sia o meno in grado di partecipare al processo in modo cosciente. I due periti del GIP affermano che non si può conferire significato di malattia alle azioni omicidiarie di Stevanin. Dopo quella perizia però accadono cose molto significative. Tra le schede compilate da Stevanin e trovate in casa sua e nel casale, ce n'è una che riporta la descrizione di una ragazza austriaca, Roswitha Dlasnig. C'è il suo nome. E quel nome figura tra gli elenchi di persone di cui è stata denunciata la scomparsa. È una denuncia che risale ai primi giorni di maggio del 1993. È stata una sua amica Petra Rosa Blumwald a denunciarne la sparizione. L'8 maggio lei e Roswitha si erano salutate alla rotonda di Peschiera del Garda. Poi con la sua auto, Roswitha Dlasnig sarebbe dovuta ritornare nel residence Tre Laghi di Cavion, nel Veronese, dove entrambe le ragazze vivevano. Quando Petra torna a casa, l'amica non c'è. Aspetta qualche ora, poi inizia a cercarla, aiutata da un amico. Roswitha Dlasnik non si trova da nessuna parte. Dopo 2 giorni Petra Rosa Blumwald presenta denuncia di scomparsa alla caserma dei carabinieri di Bussolengo. Nel cascinale di Stevanin non c'è solo la scheda, ci sono anche le foto di Roswitha. Viene riconosciuta grazie a 2 nei che erano stati descritti dall'amica al momento della denuncia. Le foto vengono poi mostrate alla madre della ragazza in Austria, che la riconosce. Stevanin ammette di aver conosciuto Roswitha Dlasnig. Dice ancora una volta, romanticizzando l'incontro, che con lei fu un pomeriggio di atmosfera soffusa e una serata all'insegna della musica che ascoltammo stando in auto. Ammette di aver fatto foto alla ragazza. Dice ci lasciammo dandoci appuntamento per domenica, ma lei non venne. Tornai la domenica successiva, dove sapevo che lavorava, si prostituiva. Non era tanto disponibile, così le diedi alcune fotografie che le avevo fatto e la salutai. Questo è veramente tutto ciò che so di Roswitha. Gli inquirenti non gli credono. E ci sarebbero le fotografie a dimostrarlo. In quelle immagini la ragazza non si vede in volto, ma presenta alcune tracce di abrasioni e grosse ecchimosi sull'addome. Stevanin verrà accusato dell'omicidio di Roswitha Dlasnik, anche se il corpo non è mai stato ritrovato. E poi c'è un'altra ragazza. Gli inquirenti si concentrano su alcune fotografie che sembrano più vecchie delle altre. La ragazza è stata fotografata nuda nel cascinale. Quando chiedono a Stevanin di quelle fotografie, lui dice che aveva conosciuto quella ragazza agli inizi degli anni '80 e poi non ne aveva saputo più nulla. Non è vero nemmeno questo, perché di quella ragazza c'è anche una foto più recente, fatta su una panchina dei giardini di Legnago, a pochi chilometri da Terrazzo. In quella foto la stessa ragazza tiene in mano una rivista. È un numero del settimanale Novella 2000. Contattando la redazione del giornale, si scopre che quella copertina corrisponde a un numero del 1992. Quindi non è vero che Stevanin l'ha incontrata solo all'inizio degli anni '80. Lui però di quella ragazza non dirà mai più nulla. Non si è mai risaliti alla sua identità. E poi c'è una sequenza fotografica molto pesante. C'è una ragazza con i capelli biondo scuro, vista di schiena con le mani legate. E poi la stessa ragazza è stesa su un tavolo. Non si vede il volto. È stata gravemente mutilata nella zona pubblica. Per gli inquirenti quegli scatti non possono che essere stati fatti quando la ragazza era già morta. Quando mostrano gli scatti a Stevanin, lui dice: «Io non ricordo di averle fatte, dato il contenuto le avrei bene in testa. I negativi sono stati trovati a casa mia, ma questo non esclude che qualcuno possa averle messe, a meno che non si tratti di quella studentessa che avevo conosciuto davanti alla Basilica di San Zeno a Verona. Proprio non so». Intanto le ricerche nei campi sono continuate, non ci sono però stati altri ritrovamenti. Stevanin continua con i suoi non ricordi e con i suoi racconti di visioni oniriche confuse. Disse la sostituta procuratrice Maria Grazia Omboni. Non ho mai pensato
che lui avrebbe riconosciuto le sue responsabilità. Io ho cercato di avere da lui elementi che potessero portarmi a ricostruire i fatti, nella convinzione che ci fossero altri delitti commessi da Stevanin proprio per questa sua ripetitività dell'azione che faceva pensare a degli omicidi seriali. Il 23 agosto 1996 Stevanin viene sottoposto a un nuovo interrogatorio. I suoi avvocati, Cesare Dalmaso, Lino Roetta e Daniele Accebbi, insistono da tempo perché aiuti gli inquirenti nelle ricostruzioni di ciò che è avvenuto. Lui dice alla magistrata: vorrei parlare del decesso di un'altra donna, raffigurata nelle fotografie che mi sono state mostrate, quelle tirate fuori dalla terza busta. Conobbi questa ragazza sulla statale per Peschiera del Garda. Andava a Peschiera in cerca di clienti. Mi chiese se potevo ospitarla per qualche tempo e così ho fatto. L'ho portata alla cascina. E poi, chiedono gli inquirenti, mi ricordo che una sera ci trovavamo in ginocchio sul letto. Le tenevo un braccio intorno al collo e forse nella foga tornai qualche notte dopo per disfarmi del corpo. Mi sentivo molto abbattuto per aver perso una persona con la quale avevo un rapporto profondo. Dici dove possiamo trovarla, chiedono gli inquirenti. Ma l'avete già trovata, tanto tempo fa, risponde Stevanin. Il 31 luglio 1994, quindi 2 anni prima, i carabinieri della stazione di Piacenza d'Adige avevano ricevuto una segnalazione. C'è un corpo nel fiume. Era il corpo di una giovane donna. L'autopsia non era riuscita a stabilire le cause della morte. Non c'era un nome, nessuno aveva chiesto di quel corpo. Quella ragazza era Blaženka Smoljo, 24 anni, croata, in Italia da alcuni anni. Lo si scopre dopo la rivelazione fatta da Stevanin. La madre, non sentendola da molto tempo, aveva presentato denuncia alla polizia croata, che però non aveva fatto granché. Nel 1995 sempre la madre aveva inviato anche la segnalazione alla trasmissione Chi l'ha visto, che aveva mostrato la foto della ragazza nel corso del programma. È proprio grazie a una giornalista di Chi l'ha visto, Simone Ercolani, che si riesce a dare un nome alla ragazza. Con una troupe la giornalista sta facendo dei servizi sul caso Stevanin e sulle ragazze scomparse nella zona. Mostra alcune immagini al proprietario di un bar della stazione di servizio di Isola Rizza, nel Veronese. L'uomo guarda le fotografie e riconosce il volto di quella ragazza. Gli sembra di ricordare di averla vista in compagnia di Gianfranco Stevanin. La segnalazione viene inviata ai carabinieri che contattano la madre della ragazza della foto. Lei riconosce il cadavere della figlia. Blaženka Smoljo era arrivata in Italia da Pola, in Croazia. Aveva lasciato il paese negli anni delle guerre della ex Jugoslavia. In Italia aveva iniziato a prostituirsi. Appena poteva tornava in Croazia e portava dei soldi a casa. Aveva un figlio di 3 anni. Quando dicono a Stevanin che la ragazza che lui ha gettato nell'Adige si chiama Blaženka, lui risponde che non lo sapeva, che lui la conosceva come Fatina. Aveva gettato il suo corpo nell'Adige più o meno 2 settimane prima del ritrovamento, avvenuto a 15 km di distanza. Anche della sua morte Stevanin non si sente responsabile, almeno così dice. Un gioco erotico finito male, spiega. Nel settembre del 1996 Stevanin viene accompagnato fuori dal carcere e scortato nei luoghi in cui dice vagamente di ricordare di aver nascosto parti del corpo della prima vittima trovata nei suoi campi. Il 24 settembre però viene ritrovato un altro cadavere. Si tratta di una giovane donna sconosciuta trovata priva di capelli e in avanzato stato di decomposizione lungo le rive dell'Adige. Nel giugno del 1997 viene invece rinvenuta nel canale di Merlara, vicino a Padova, una gamba. Apparteneva al corpo ritrovato il 3 luglio 1995. Per la procura di Verona, Stevanin è responsabile dell'omicidio di 6 ragazze. Claudia Pulejo, Blaženka Smoljo, Biljana Pavlović, Rosvita Dlasnik, il cui corpo non è mai stato ritrovato. E poi la ragazza del primo ritrovamento nel campo di Torrano di Terrazzo, di cui non si è mai saputo il nome.
e la ragazza di cui sono state trovate le fotografie che la ritraevano da morta. Anche di lei non si è mai saputo il nome né è mai stato ritrovato il corpo. 6 omicidi. Stevanin viene sottoposto a una nuova perizia psichiatrica, proprio perché è cambiata l'imputazione, non si parla più di 3 omicidi ma di 6. I periti del GIP ribadiscono le loro conclusioni. Dicono anche che Stevanin ha un quoziente di intelligenza di 114 nella media. Sicuramente ha una personalità problematica, ma questo non significa che non sia capace di intendere e di volere. I periti della difesa affermano invece che è possibile che il trauma riportato quando Stevanin ebbe l'incidente in motorino abbia causato un danno così esteso da portare alle amnesie che ha manifestato durante gli interrogatori. Inoltre quel trauma potrebbe aver lesionato per sempre la parte del cervello che controlla l'aggressività. Ecco cosa dice la psicologa forense Ludovica De Fazio. La lesione al lobo frontale in generale può influire su varie capacità cognitive, per esempio le capacità previsionali, quindi riuscire a prevedere le conseguenze di un'azione, sul giudizio morale e quindi sul distinguere il bene dal male, diciamo, e sull'impulsività e quindi sulla capacità di controllare le proprie azioni. Non è detto che una lesione frontale vada a inficiare queste capacità cognitive, tant'è che oltre ad accertare la lesione tramite risonanza magnetica, elettroencefalogramma, insomma indagini strumentali, occorre poi fare una valutazione neuropsicologica per vedere quali sono le funzioni effettivamente danneggiate, quindi la funzionalità, non solo la lesione d'organo, diciamo, di sé. Stevanin viene rinviato a giudizio. Deve rispondere dell'omicidio di 6 donne, di violenza sessuale, di occultamento e distruzione di cadavere. Le aggravanti contestate sono tra le altre quella della premeditazione, dei motivi abietti, della crudeltà. Il processo inizia il 6 ottobre 1997. Stevanin si è tagliato la folta barba nera che aveva prima e soprattutto si è rasato a zero i capelli. Gliel'hanno consigliato gli avvocati. La profonda cicatrice che gli segna la testa è visibile, evidente. Il secondo giorno del processo vengono ascoltati i periti che hanno esaminato l'imputato. Ugo Fornari dice che durante le perizie Stevanin ha giocato con lui come il gatto con il topo. Secondo Fornari, il comportamento dell'imputato sarebbe frutto di ipoaffettività e conseguenza di una disfunzione sessuale. Ma l'imputato sapeva ciò che faceva dal primo all'ultimo istante. Ivan Gagliani dice: Stevanin durante i colloqui assaggiava le reazioni lanciando ipotesi a seconda del nostro comportamento. Faceva retromarcia o andava avanti. Non perdeva mai il controllo. Per la difesa è vero che Stevanin ha ucciso quelle donne ed è vero che ha occultato i cadaveri, ma non è quello il punto. Il punto è che è gravemente malato. Chiederanno la soluzione per incapacità di intendere e di volere e che di conseguenza venga affidato a un ospedale psichiatrico giudiziario. Si tratta delle strutture che a metà degli anni 70 avevano preso il posto dei manicomi criminali e che dal 2015 sono stati sostituiti dalle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Il neurologo Francesco Pinto dice che la parte anteriore destra del cervello di Stevanin è stata danneggiata dal trauma cranico subito a causa dell'incidente in motorino. Dice: sono lesioni che hanno colpito in profondità la sfera degli istinti e quindi della sessualità, dell'aggressività e della memoria. Ugo Fornari ribatte: è vero che esiste quel buco nella materia grigia, ma non è altro che una lesione riassorbita nel tempo. E sicuramente non è la causa dei crimini. Giovanni Battista Traverso, perito di parte, quindi nominato dai legali di una famiglia delle vittime, dice: le donne che si ribellavano erano quelle che si salvavano. Un esempio è Gabriele Musger. Lei era già stata legata e ha chiesto di andare in bagno. Lui l'ha liberata e se avesse voluto ucciderla lo avrebbe fatto. Stevanin al comando no ubbidisce. Riemerge in lui il bambino che teme la mamma, che l'ascolta quando lei gli impone di fare qualcosa.
Non solo, lui stesso si consola al pensiero delle morti delle donne che non gli hanno impedito certe pratiche sessuali. Pensa, in fondo, lo hanno voluto loro. Si parla nelle perizie di parafilia sadica sessuale, e cioè, semplificando, la ricerca di piacere sessuale attraverso la sofferenza fisica o psicologica di altre persone. Spiega Matilde Perego. Queste modalità di eccitazione sessuale generano solitamente comunque nell'infanzia o all'inizio della pubertà e durano spesso poi per tutta la vita. Infatti, in degli interrogatori anche Stevanin stesso aveva raccontato di aver iniziato ad avere queste fantasie sessuali sadiche sin dall'età di 18 anni, quando collezionava fotografie pornografiche, però ritraendo tipo immagini di sottomissione, umiliazione, quindi c'era già del sadismo. E poi, diciamo, c'è stata un'escalation in cui queste pratiche sono diventate proprio dei rituali di sottomissione in cui il controllo assoluto sulla vittima diventava proprio la sua fonte primaria di eccitazione. Quindi per avere piacere si doveva dare dolore. Le parafilie sono spesso precedute, cioè in molti casi sorgono quando ci sono stati degli abusi durante l'infanzia, però in realtà possono essere, come tanti disturbi, causa di molti fattori. E ad esempio nel caso di Stefanini, i periti avevano considerato il rapporto con la madre, che comunque viene descritta come una figura un po' oppressiva, soffocante, onnipresente, da un lato, ma dall'altro mancava, diciamo, la sua capacità di comprendere, diciamo, le esigenze emotive del figlio. C'era un po' questo squilibrio tra eccessivo controllo e mancanza di empatia che aveva contribuito a creare una personalità o un disturbo di personalità narcisistica con anche questa parafilia sadica. A processo vengono chiamate a testimoniare 30 donne che hanno avuto a che fare con Stevanin. Alcune lo hanno incontrato per strada, altre rispondendo ad annunci. Una di loro, prima di deporre, si sente male. Stevanin viene sottoposto a 30 ore di interrogatorio. Ripete la sua versione: ho sepolto quei corpi, ma non ho ucciso quelle donne, si è trattato di fatalità. Un avvocato di parte civile gli chiede: signor Stevanin, voglio capire se per lei esiste un concetto di bene e di male, se sono due cose distinte. Caspita, risponde lui. Si rende conto che per rispondere a questa domanda ci vorrebbe tutta la giornata? Il concetto di bene e male, certo che ce l'ho. Male è ovviamente quello che va contro la salute e la vita di una persona, e anche contro la moralità. Bene l'opposto, per farla breve. E per farla lunga, chiede l'avvocato, avete da battere dei record? Risponde Stevanin. Interviene il presidente della corte, Mario Sannite. Lei si è sempre ispirata al concetto di bene, signor Stevanin? Ho cercato di farlo, risponde lui. Spesse volte ci sono riuscito, ma qualche volta no. Chiedono a Stevanin: ha mai collezionato peli pubblici? Collezionato? Sì, avevo iniziato qualcosa del genere. Volevo farne l'imbottitura di un piccolo cuscino. Quando vede che la telecamera di una televisione sta riprendendo una fotografia di una vittima mostrata in aula, Stevanin si alza in piedi e dice: quelle immagini non possono essere trasmesse in TV. Ha ragione, ma le ha scattate lei, dice il presidente della corte. Sì, ma se venissero viste ci sarebbero persone che mi scriverebbero per complimentarsi con me. Poi Stevanin mossa una lettera. Qualcuno gli ha scritto esprimendogli ammirazione e dicendo che vorrebbe imitarlo. Nella sua requisitoria la pubblico ministero Omboni dice: Gianfranco Stevanin ha coltivato dentro di sé rancore e risentimento e ha maturato dentro di sé il desiderio di rivalersi e di riaffermare anche con la violenza se stesso sulle donne. Poi il suo bisogno di sentimento rimasto insoddisfatto ha lasciato spazio alla ricerca del sesso e la difficoltà di colmare anche questo lo ha condotto a pratiche sempre più spinte e letali per le partner, considerate come oggetti da usare per il soddisfacimento dei propri bisogni e poi da gettare e distruggere nel momento in cui non servivano più, dimostrando in tal modo il disprezzo anche per il bene supremo, che è la vita umana. La PM chiede il massimo della pena, ergastolo e 3 anni di isolamento diurno.
La difesa chiede che Stevanin venga recluso in un ospedale psichiatrico. Dice l'avvocato Daniele Acebbi: ha bisogno di essere curato. L'uomo che avete davanti è un paranoico, narcisista, instabile, uno che vive in un mondo suo, un irresponsabile incapace di misurare la ricaduta delle proprie azioni sulla realtà. Tutti coloro che lo hanno conosciuto bene lo considerano matto. Ma quale gatto che gioca con il topo? A me fa venire in mente l'orco del gatto con gli stivali che per il suo narcisismo si trasforma in topo e finisce ingoiato dal furbo gatto. Il presidente Mario Sannite pone un'ultima domanda a Stevanin. Cosa si aspetta dai giudici? Lui risponde: sono probabilmente un malato. Adesso però bisogna vedere quale idea ogni giurato si è fatta di me. Il 28 gennaio 1998, dopo 6 ore di Camera di Consiglio, arriva la sentenza. Colpevole di tutti i reati. La condanna è all'ergastolo, a 3 anni di isolamento diurno e al risarcimento di 1,5 miliardi di lire per le parti civili, e cioè per i parenti delle sue vittime. Stevanin ascolta la sentenza, poi dice: scusate un momento, per favore, forse non mi avete capito. Dopo la sentenza, la madre di Stevanin vende tutte le proprietà per far fronte alle spese legali e ai risarcimenti. Prima del processo d'appello si svolge una nuova perizia psichiatrica condotta da Giuliano Avanzini, docente di neurofisiopatologia molto esperto nel campo dell'epilessia, da Gianfranco Denes, docente di neuropsicologia a Venezia, e Mario Tantalo, anche lui docente di psicopatologia forense. Ecco cosa disse Gianfranco Denes mostrando le lastre di Stevanin nel documentario di Discovery. Un giudice mi ha interpellato e mi ha chiesto se io volevo fare un esame dei deficit cognitivi di un signore che si chiamava Gianfranco Stevanin per cercare di capire se il comportamento criminale del signor Stevanin fosse in parte determinato o totalmente determinato dalla presenza di deficit cognitivi. Potete vedere qui che in corrispondenza dei lobi frontali esiste una ampia zona bianca, significa che in questa zona non c'è più corteccia cerebrale, c'è un vuoto riempito da un liquido. Qui è ancora più dettagliata la cosa. Non pensiamo che la personalità psicopatologica di Stevanin dipendesse dal trauma. Quello che noi sosteniamo è che durante l'esecuzione delle pratiche sessuali lui non abbia saputo entrare nella sofferenza della vittima. Per i periti l'epilessia non c'entra nulla con i comportamenti criminali di Stevanin, ma dicono: l'imputato ha una sorta di indifferenza per le sofferenze altrui e l'incapacità di cogliere il rischio delle pratiche erotiche che portava avanti con le sue vittime. Pensa di essere in grado di controllarsi quando crea una situazione di pericolo, ma a quel punto ha una sorta di cortocircuito nella mente perché, secondo i periti, non riuscirebbe a cogliere il rischio di ciò che fa, né a tenere a bada la sua aggressività anche quando la situazione si ripropone più volte. I periti quindi concludono che Stevanin non può essere processato per gli omicidi derivanti dalla sindrome di cui è affetto. Può essere processato per gli occultamenti e le distruzioni di cadavere. Il 7 luglio 1999 la sentenza d'appello smentisce quella di primo grado. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia condanna Gianfranco Stevanin a 10 anni e 6 mesi per l'occultamento dei cadaveri, ma stralcia gli altri capi di imputazione perché non è capace di intendere di volere. La Corte ordina il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a 10 anni. La sentenza crea molte reazioni da parte dei familiari delle vittime. I difensori annunciano il ricorso in Corte di Cassazione per chiedere la piena assoluzione. Per i legali Stevanin non era in grado di intendere di volere nemmeno quando nascondeva i cadaveri. Anche il procuratore generale fa ricorso in Cassazione. Parla di mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza secondo l'articolo 606 del Codice di procedura penale.
Il 24 maggio 2000 la Corte di Cassazione annulla la sentenza emessa dalla Corte di Venezia e stabilisce che il processo d'appello vada rifatto. Stevanini è nell'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino. Viene sottoposto a una nuova perizia psichiatrica. Il 12 dicembre 2000 viene aggredito da un altro detenuto con una lametta da barba. Viene ferito gravemente, gli applicano 19 punti di sutura. Il 23 marzo 2001 viene emessa la nuova sentenza. Stevanini è condannato all'ergastolo. Questa volta per 5 omicidi, ma non per il sesto delitto, quello della donna ritratta in fotografia che secondo i PM di Verona era stata fotografata quando era già morta. I giudici del nuovo processo d'appello riconoscono per il resto la tesi secondo cui Stevanini era perfettamente capace di intendere e di volere quando compiva le sue azioni. L'imputato aveva, secondo la sentenza, tutti i mezzi intellettivi per comprendere la portata delle sue azioni e per non ripeterle. Dice la psicologa forense Ludovica De Fazio. In realtà la seconda perizia, quella del 99, dichiarò che era presente una sindrome frontale per l'appunto. La sindrome frontale è una sindrome complessa che può conseguire a delle lesioni frontali, quindi della parte anteriore del cervello, che però non tutte le lesioni frontali poi comportano una sindrome frontale. E la sindrome frontale comporta alterazioni di personalità, del comportamento, del giudizio morale per l'appunto e dell'impulsività. Per cui i periti dichiararono che in Stevanini era fortemente scemata la capacità di intendere e era incapace di volere, cioè negli atti sessuali estremi non era in grado, in caso di imprevisto, di pericolo, di fermare l'azione, proprio per questa sindrome frontale. In realtà l'ultima perizia disposta del 2001 revisionò il tutto, anche perché furono somministrati appunto questi test neuropsicologici nella seconda perizia, che erano nella norma in quasi tutte le funzioni frontali, per l'appunto, che dovevano essere la sede danneggiata, ma c'erano 2 test con un punteggio deficitario, che erano quello della flessibilità cognitiva e dell'impulsività. Il punto è che sono dei deficit isolati e aspecifici. La sindrome frontale è molto più complessa, richiede tutta una serie di alterazioni. E quindi non erano dei deficit, delle alterazioni tali da poter dichiarare poi una sindrome frontale e da inficiare appunto la capacità di intendere e di volere. Il 7 febbraio 2002 la Corte di Cassazione conferma la sentenza. Gianfranco Stevanin lascia l'ospedale psichiatrico giudiziario e viene trasferito in carcere. È colpevole dell'omicidio di Blaženka Smoljo, Claudia Pulejo, Biljana Pavlović, Rosvita Dlasnik e della ragazza di cui sono stati recuperati solo alcuni resti. Nel 2010 muore la madre e lui non va al funerale. Prima di morire lei gli aveva mandato un messaggio, non voleva che comparisse in chiesa, scortato dai carabinieri. In quello stesso anno Stevanin chiede di diventare frate francescano laico. Spiega in una lettera: sento il bisogno di seguire una strada nuova. Il percorso sarebbe quello del terzo ordine regolare di San Francesco, derivante dal movimento penitenziale. Disse il luogotenente Fera: prima di farsi frate ci dica il nome di quelle povere donne che ha ucciso e sepolto. Abbiamo le foto, ci mancano i nomi. Poi Stevanin rinuncia all'idea di farsi frate. Durante la detenzione è stato nel carcere di Sulmona, poi di Opera, ora è in quello di Bollate. Da qualche anno ha una relazione con una donna che ha conosciuto in carcere, una giovane studentessa di psicologia che l'ha incontrato per i suoi studi. Si scrivono lunghe lettere. Nelle interviste concesse in questi anni ha ripetuto sempre la sua versione: le ho sepolte, non ricordo di averle uccise. In carcere ha sempre tenuto una buona condotta, gli altri detenuti lo hanno eletto rappresentante di reparto, lavora in biblioteca. Ha detto che riceve molte lettere da ammiratrici. Ha chiesto di poter uscire dal carcere in permesso premio. Ha detto intervistato che fuori vorrebbe occuparsi delle persone che hanno bisogno. Bene o male, se mi ritrovo fra le mani un corpo,
e so che non posso essere stato che io a provocare la sua morte. È inevitabile che io ci stia male per aver causato questo dolore nella persona e nei familiari. Cioè, la cosa l'ho abbastanza metabolizzata da questo punto di vista, anche se magari spesso o comunque in alcuni casi non lo devo vedere, ma diciamo che questo percorso l'ho fatto. Le cose che io potrei dare ad altri sarebbero tante, e sarebbe mia intenzione arrivare cioè percorrere quella strada. Anziani, handicappati, gente che ha bisogno, ce ne sono a tutti gli angoli, basta solo voler fare del bene, ed sarebbe mia intenzione per seguire quella strada quando dovessi uscire di qui, anche perché so cosa ho provato qua, so cosa vuol dire soffrire. Se avessi la fortuna di avere a che fare con persone che prima di giudicarmi mi conoscono, allora per come, in base al comportamento che avrò io, mi giudicheranno, e se in base a questo comportamento, visto che le intenzioni che ho, non potrò essere giudicato che bene, perché cercherò di comportarmi nel migliore dei modi. Vorrei che fosse cancellata il ricordo che hanno molte persone del sottoscritto, perché non è lo Stevanin di oggi, e quindi quel ricordo diciamo che mi sta abbastanza stretto. Ha detto Gianfranco Dennis, il neuropsicologo dell'ultima perizia. È incredibile quest'uomo, che da un lato pensa che la libertà sia soprattutto così, soddisfare delle esigenze fisiologiche, senza nessun accenno alla pietà. È talmente lontano dal sentire umano che preferirei dire più niente. I giudici hanno finora respinto le richieste di Gianfranco Stevanin, ravvisando ancora la sua pericolosità sociale. Resta una domanda. Ci sono state altre vittime di cui non si è mai saputo nulla? Alla fine di questa storia il dubbio rimane ed è inevitabile. Avete ascoltato la seconda parte della nuova storia di indagini sugli omicidi commessi da Gianfranco Stevanin. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.